di Via Belleria, capito? Perché devono essere pubbliche, no? Come al solito, noi non abbiamo la certezza della pena e quando te la danno la pena la fai domiciliare. E io ho pensato, non sarà che incaricano la moglie di frustare Simone così diventa un maso, cosa si chiama quello lì? Sadomaso? Sadomaso, sì. Allora, lasciamola agli altri. No, ma le hai prese qui le frustate, non a casa. Io le prendo sempre. Non sono state domiciliari. No. Bene. Senti Luciano, allora... Però cerca di essere qui perché la gente vuole te, hai capito? Ma no, vuole le tue risposte, io faccio la passacarte, faccio l'arbitro. No, tu sei un buon conduttore, devo dire la verità. Allora diamo il numero in diretta per intervenire con noi, che è lo 0266 203529, ve lo ripeto 0266 203529, vi diamo qualche novità oggi ancora sul caso Stamina, ma soprattutto volevo prendere un po' spunto per parlare del tema che ci compete, insomma, di cui discute sempre la nostra trasmissione, che è la sanità, dell'allarme lanciato dal nuovo, insomma, assessore regionale alla sanità della regione Lombardia Mantovani, che ha parlato di un rischio potenziale di un taglio di 4.000 addetti nel comparto sanitario a causa di una legge del famoso decreto Balduzzi, che andrebbe a pesare anche sulle regioni virtuose come la regione Lombardia. Cioè in questo caso il taglio sarebbe di 240 milioni di euro sul personale pubblico, dove rientra anche il comparto sanitario, che si sperava venisse escluso da questo, e invece dentro. E quindi siamo a rischio. Già, poi tra l'altro tu avevi denunciato, non solo hai fatto una guerra spietata contro Balduzzi, te la ricordi, in commissione, mi ricordo, eri l'unico tra l'altro del nord. Cosa hai detto? L'unico del nord? Nelle regioni del nord, o delle regioni virtuose? Come vuoi, ero purtroppo l'unico. Visto che gli altri, quelli che sembravano amici, si facevano i sorrisini, capisci? E io ero là che dicevo a Balduzzi, mettiamo a verbale che se i tagli di questa sanità longitudinale che stai facendo, perché loro mi dicevano no, non è lineare, no, è longitudinale, perché è crescente dal sud al nord, poi è anche lineare, perché tu tagli su tutti, anche sulle regioni virtuose. Se tagli sulle regioni virtuose, come siamo noi che abbiamo parità di bilancio, e siamo definiti virtuosi perché lo dice il mondo, ci hanno convocato, insomma è inutile che poi dopo, è certo che dopo gli altri, quelli che sono all'opposizione colti dall'invidia, digrignano le gengive perché non hanno più denti, perché a furia di mangiare non gli è rimasto più niente, come quelli, sai, quelli del Griso, del Manzoni, digrignavano le gengive, no? A un certo punto non ha più denti. E allora dico, a questo punto io ho chiesto in giunta di fare il ricorso sia contro il decreto Balduzzi, no? Che contro la cosiddetta spending review, con l'accento alla francese, che si dice spending review. Scusatemi, che è anche ora di finirla, di fare gli americani, ma sei nati in Italia. Allora, detto questo, la giunta ha accolto la mia richiesta di ricorrere sia contro l'uno che contro l'altro. Non vorrei che qualche boiardo della regione Lombardia avesse nascosto questo documento di provvedimento, perché non mi risulta che sia venuto in avanti questo ricorso contro la spending review, eccetera, e quindi qualcuno avrà nascosto le carte di giunta. Bisognerebbe andare a vedere anche queste cose qui, ragazzi, perché non si può dormire, perché io non ho chiesto il ricorso a Balduzzi, come ero in qualità di assessore, e la giunta l'ha accolto. Adesso vorrei sapere cosa è successo, perché mi hanno detto che dopo che è caduta la nostra giunta c'è stato un incontro fra Balduzzi e il mio successore, o qualcuno di quelli, che evidentemente ha chiesto chissà in cambio di qualcosa. Prendiamo una telefonata. Il problema è che quando tu tagli il personale, tagli le funzioni, loro vogliono distruggere il nostro sistema sanitario per portarselo a Roma e dividere nel loro maglio tutti i soldi che le regioni invece, con modo molto più saggio di Roma, perché abbiamo il Lazio, cioè io penso che le influenze laziali sulla sanità centrale saranno fortissime, è quella fra i più grandi buchi che esistono, e continuano a lasciarglieli fare, tranquillo. Eccoci, buongiorno, che c'è con noi in diretta, prego. Buongiorno. Sono Ermanna, ciao. Ciao Ermanna, come stai? Ermanna, senti Ermanna, non si dice buongiorno, si dice buongiorno. Buongiorno. Hai visto? Io ce l'ho fatto, ascolta. Sì. Sai perché sto bene? Perché ho deciso di andare più dal dottore. Brava. E che cazzo, scusa, ma voglio dire, ma è possibile che ogni qualvolta tu chieda io dovrei stare sotto esame perché
parecchie ragioni. Sì. E non sei esente per malattia cronica? No. A parte il fatto che bisogna proprio avere le pezze al culo per essere esenti. No, non è così. Sì, carino, sì. Allora, comunque, l'idea che si debba pagare 76 euro per fare un ecodoppler, ti assicuro che veramente lo trovo una cosa, è privato, ne paghi 80, vedi tu. Certo. Luciano, o la diciamo com'è. No, io ti ho contestato. Pagando le tasse, non sono esente, pago tante tasse e devo pagare come andare dal privato. Ti sembra giusto? No. Cos'è che non funziona? Non funziona il fatto che adesso non si sa più fare i governi. Hai capito? Perché quando c'eravamo noi abbiamo alzato il tetto degli esenti. Hai capito? Va bene. Questo è il concetto. Invece adesso non basta dire si taglia il ticket, ragazzi, perché noi abbiamo un esempio specifico che te lo dico, Ermanna. Ascoltami, perché devi anche ascoltare. No? Sì, che ti ascolto. Intanto io ti apprezzo quando arrivi. Allora, e crei la discussione, quindi sì, va bene. Quando è successo il terremoto di Mantova, il terremoto a Mantova, insomma, il terreno mantovano, io ho chiesto la sospensione del ticket per 2 mesi a tutti, l'incremento dei costi della sanità, perché tutti andavano a fare sacco, è stato del 20%. Prova a battere il ticket e trovare 2 miliardi da mettere dentro in Regione Lombardia, e allora sei brava. Molto più brava dei politici che ci sono adesso e molto più brava di quanto non sono stato io. Coraggio, mettiti nelle liste che cominciamo a votare della gente diversa da quella che si vota adesso. Sì, ascolta, pronto? Sì. Allora, vogliamo dire che qui entra in Lombardia, prima paga, perché chi viene da fuori prima paga poi è curato? E no, perché voglio dire, non è possibile che qui si debba supportare un costo che non è nostro, perché noi copriamo perfettamente. Ermanna, io ti dico che di fronte a queste tue proposte, che sono proposte obiettive, non ci sono le possibilità legali di procedere in questi termini. Hai capito? Però io ti voglio che dire un'altra cosa. Parliamo di sanità in termini propositivi, perché io non faccio più l'assessore. Hai capito? Ho dovuto venirmene via per dignità. Perché lì avevo paura di essere confuso con un delinquente. Chiaro? Io ti do perfettamente ragione perché ti conosco perfettamente, ti conosco benissimo, ma ti voglio dire che dobbiamo allora puntare i piedi e pretendere quello che ci spetta. Lo stiamo facendo, ma non ci riusciamo perché noi abbiamo un potenziale politico basso, perché non ci vota nessuno e quelli che ci votavano sono rimasti a casa, hai capito? Il problema è che quelli che ci votavano sono rimasti a casa. E la gente dice oggi che c'è una prepotenza da parte del governo napolitano, eccetera, eccetera, però vanno a votare il 45% delle persone, quindi la prepotenza è l'insipienza e l'incapacità di capire che hai in mano un solo strumento, che non è la lingua, ma è una penna, è una matita, è un voto. Quindi ragazzi, raccomando a tutti voi, anche dalle elezioni europee, che sono delle prove, di andare a votare. Fate vedere che siete il 90%, che finalmente avremo la forza di poter fare quelle cose che vi stiamo dicendo. Noi vi stiamo dicendo cose serie, perché quando noi avevamo il ticket, io sono arrivato lì e ho detto, ma scusate, ma il ticket che abbiamo stabilito nel 1999 è ancora rimasto agli stessi valori nonostante la devalutazione, e abbiamo alzato, abbiamo tolto il ticket a 200.000 persone. Hai capito cosa voglio dire? Allora lì si fanno i fatti, invece qui si fanno solo chiacchiere, non qui da noi in questa sede, nelle loro sedi, e si fanno anche i decreti del fare, che sono i decreti del disfare, perché le sinistre hanno sempre disfatto, non sono mai riusciti a progettare un bel fagiolo, non sono riusciti a fare un progetto, sono sempre entrati. Gli zar che vestivano... non dovete parlare solo ascolta, abbiamo altre telefonate, Ermanna. Adesso sospende. Gli zar, ascolta, gli zar avevano la giacca bianca, sono arrivati gli altri che hanno la giacca rossa. È chiaro, e non c'è differenza. Grazie Ermanna, prendiamo un'altra telefonata. Buongiorno. Sì, buongiorno, Padania Libera. Ciao. Sono Maurizio da Bussasizio, io sono un medico di base. Sì. Eccoci. E devo dire che effettivamente ha ragione la signora, anche se tutto sommato
la nostra sanità, almeno a livello regionale, è ancora delle migliori, perché giusto oggi vedevo una persona che è un assistente di volo residente in Piemonte, e i bambini sotto i 14 anni pagano regolarmente il ticket. Lo sappiamo. Anche di questo si lamentava. A me capita molto spesso, effettivamente, come diceva lei, di vedere le persone che aspettano i 65 anni per poter avere tutto gratuitamente in base al ticket. Tutto sommato anche questo qui è un procedimento non corretto, come non trovo corretto che l'extracomunitario venga comunque inviato su indicazione dei sindacati, che sono sempre bravi a parlare, per mettercelo nel sedere a noi. No, per far carriera. Adesso avremo anche un bel ministro che viene dai sindacati, abbiamo un presidente dello Stato che viene dai sindacati. Facciamo finire la riflessione. Scusa. Gente che ha mai lavorato, che comunque dicono vada a farsi dare l'esenzione per disoccupazione, che non paga niente. Quindi il povero deficiente, che sia lombardo, che sia veneto, che sia piemontese, o comunque sia che paga le tasse regolarmente, si trova innanzitutto scavalcato nei tempi di attesa nelle prestazioni, e poi soprattutto deve andare a rimpianare quello che vengono spesi a questi. Io sono nel d'accordo. mio piccolo cerco di fare anch'io la propaganda, nel senso, in studio, nel limite possibile faccio sentire anche Radio Padania in sala d'aspetto, cercare di convincere anche la gente quando che si viene a lamentare, dico: sentite, non andate a puntare, piuttosto provate a dare fiducia alla Lega, provate una volta e poi vedete come va a vedere. Io apprezzo quello che lei ha detto. Grazie. Collega, dottore, amico, quello che vuoi. Siamo colleghi, lo sai. Allora, io apprezzo quello che tu hai detto, sono perfettamente d'accordo. Credo che si debba fare la guerra al ticket, però bisogna stare molto attenti che anche la popolazione deve partecipare, e non che quando gli togli il ticket poi dopo... non tutta, no? Ma c'è un gruppo di persone che ti vanno, insomma, l'incremento del 20% in 2 mesi sui costi, sui consumi, quindi sui costi è avvenuto. Io sono d'accordo con lei, però sa, tutto quello che lei ha detto dipende da regole che vengano partorite o abortite, direi abortite perché sono così, comunque dopo valgono, che vengano abortite dal governo centrale, che è là a Roma, dove 200 anni fa, 800 anni fa c'erano solo pastori, e adesso non ci sono più. Prendiamo un'altra telefonata, Luciano. Buongiorno. Buongiorno a voi, buona Padania, Raffaele da Mantova. Ciao Raffaele. Buongiorno, come andiamo lì? Come andiamo sempre ben chiaro. Andiamo bene, allora sono contento, andiamo bene. No, mica tanto. Ascolta, lascio la mia testimonianza su una cosa qui la vita mi ha messo davanti. Sì, fammi coraggio però, porca miseria, perché qui io devo litigare con quelli che sono al ministero, con quelli che fanno gli assessorati, insomma, non se ne può più. Però io poi ho imparato sulla mia pelle una situazione che non sapevo che esisteva. Morale della favola, io sono un invalido civile, 75%, con eccezione dal ticket. Di quelli veri o di quelli calabresi? No, purtroppo, caro, di quelli veri. Ecco. Vai, prego. Quelli veri. Io sono diabetico con collegate tutte le patologie relative al diabete, non lavoro più, eccetera. Comunque ho una pensione di neanche 600 euro al mese. Cosa succede? Che il Ministero dei Trasporti mi manda una lettera per farmi fare la revisione della patente, giustamente. Certo. Mi trovo di fronte a questa situazione che io non conoscevo, e penso che come me vi saranno molti. Devo sostenere 5 visite: neurologo, diabetologo, campovisivo, oculista e radiologo. Certo, tutte le patologie correlate, certo. Ecco, non sono esenti da ticket, per cui per ogni visita mi ci vogliono dai 90 ai 110 euro, in più 2 medici mi mandano a sostenere degli esami del sangue per i quali ho l'esenzione, ma è sempre un costo per lo Stato. Certo. Morale della favola, una storia di questo tipo viene a costare, fra me e il governo, viene a costare 700-800 euro. Ho chiesto alla SL di Mantova se mi potevano venire incontro, cioè quantomeno farmi fare 2 esami questo mese, 2 esami l'altro mese, eccetera. L'unica cosa che ho ottenuto sono 15 giorni di proroga. Sì, ma non possono, perché queste attività sono legate ad attività che hanno competenze a altri ministeri, capisci? Non sono i cosiddetti LEA questi. Si può cambiare, si deve cambiare le leggi a Roma. Bisogna essere anche a Roma, ragazzi. È giustissimo essere sul territorio dei mercati, massacrare, resistere, ma bisogna essere a Roma, perché quelli non li fermiamo più se non siamo a Roma anche. Giusto così, sì. Perché allora noi subiamo le leggi di Roma
e dopo quando siamo qui siamo in braga di tela, come coi tagli del signor ministro Balduzzi, ha capito? Per cui adesso noi perdiamo del personale, però guardate che il personale lo perdiamo nel pubblico, attenzione, perché il privato non è necessariamente in quelle condizioni, e se è così avremo la predominanza del privato, dopo il privato diventa dominante sul sistema, entrano le assicurazioni come elementi e non più lo Stato a finanziare queste cose, salteranno fuori i disgraziati che non hanno i soldi perché non c'è più l'universalità del sistema, ma soprattutto vinceranno le banche con l'assicurazione. Ma è ora di finirla, ma ragazzi, ma dobbiamo uscire. Il leone veneto bisogna che sbrani la lupa romana, hai capito? Il carroccio lombardo deve sbranare la lupa lombarda, se no qui noi continuiamo a lamentarci, a far finta di essere coloro che sono vittime, ma siamo vittime della nostra codardia. Ecco, che sta a casa, che non vota, che non dà i voti. Sta andando in ebollizione, Luciano, calmati. No, ma io sono tranquillo. Ma ragazzi, io sono uno di quelli che... Senti, ma il problema è, c'è un tema che secondo me è emerso dalle telefonate che abbiamo ricevuto, cioè che qualcuno, è pura utopia non pensare, in questo caso sull'immigrazione, al costo sociale della globalizzazione. Il costo sociale della globalizzazione. Adesso mi dire che c'è una telefonata, attento, c'è da dire una cosa. Il ticket è una cosa difficile da toccare perché ci sono gli sticker dello Stato, noi andiamo a fare danni erariali, cioè bisogna stare attenti a parlare taglio di qui, taglio di là faccio. Però io ho detto una cosa, sono ormai 2 anni che lo predico, adesso c'è qualcuno che fa eco, ma di qualche altro partito. Quindi prendiamo una telefonata. Il grande orecchio, no, sta attento, ho detto, coloro che hanno un reddito inferiore a 1.000 euro non devono più pagare le tasse, le pagano coloro che hanno un reddito superiore a 8.000 euro al mese, e ce ne sono tanti ragazzi, ma siccome quelli che decidono le leggi fanno gli interessi loro e di quelli che gli danno i voti, queste cose non si capiscono, perché io è 2 anni che le dico. Adesso c'è qualcuno che ogni tanto, sai che fanno l'eco, no? Gli entra da un orecchio, fa eco la bocca e gli esce dall'altro orecchio, capito? Ma non entra mai nelle meningi. Ok, prendiamo la telefonata, buongiorno. Pronto, buongiorno? Eccoci, prego. Mi aiuti un attimo con qualche soddisfazione, per favore. Ormai... domande facili. Che ne è più. Sono Achille da Monza. Ciao Achille, ma che bel nome. Volevo dire... Il tallone dove ce l'hai, Achille? Non ce l'ho più. Porca miseria. Il mondo parassitario si ucciderà comunque e noi siamo già spacciati, è inutile che ci agitiamo. Certo. Questi parassiti statali ci uccideranno, l'anno prossimo saremo morti tutti. Insomma, no, dai. Ascolta, avevo telefonato un po' di tempo fa dicendo che nel 2015 quello che succede a Kiev succederà qua. Per uscire dall'Europa noi lo faremo? Questa è la mia paura e non vorrei che tutte queste manovrine portassero proprio all'esasperazione la gente, perché si vada in strada e si governi col moschetto anziché con il voto in questo paese, perché chi non ha voti potrebbe procurarseli in un altro modo, e allora noi non dobbiamo permettere neanche questo, dobbiamo ricevere a calma, far casino, però dobbiamo essere protagonisti. Per essere protagonisti dovete andare nelle urne, porca miseria, perché noi non riusciamo a esprimere la vostra potenza che avete quando ci date il voto. Capite cosa voglio dire, ragazzi? Su, tutti insieme è una squadra, giochiamo rugby, passiamo la palla indietro, facciamo il sostegno, facciamo tutto quello che volete, però abbiamo bisogno non del popolo che si mette sugli spalti ad applaudire o a protestare, abbiamo bisogno della gente che gioca in campo. Luciano, io voglio tornare un attimo sul tema che abbiamo anticipato prima, dell'allarme lanciato dall'assessore alla Regione Lombardia Sanità Mantovani. Il problema è questo qua. Avevi denunciato, Luciano, il problema della mancanza degli specialisti da qua al 2015. 7.000 allora unità in meno. Il ministro della sua intelligenza è il professor Fazio, e gli ho detto bisogna aprire, non avremo specialisti, saremo in casino. Si è messo a ridere 2 volte il signor Fazio. Va bene, lui può pensare al ministro, ragazzi. No, ci aggiungiamo i tagli e diventa una bomba sociale. Però adesso noi avremo
760 specialisti di meno all'anno 21, il che vuol dire che non ci sono gli specialisti. Li prendiamo dalla Lettonia, visto che dal 2014 c'è la libera circolazione del medico, ma l'Europa ha fatto le regole per dire che quegli specialisti possono partecipare ai concorsi nostri nel nostro paese col nostro livello di cultura e di esperienza? No. E dove sono gli europeisti? Non hanno fatto una legge, hanno fatto la legge, gli europeisti voglio dire quelli che vivono in Europa e che sostengono l'Europa, perché ce l'hanno da tanto tempo, pigliano un casino di soldi, di stipendi e di prebende, molte di più di quanto non prenda un povero operaio, per essere chiari, però hanno fatto meno di quello che l'operaio riesce a fare, hai capito? Sotto il profilo dei valori sociali, perché non c'è la legge, non c'è una legge vera. Ci sono delle raccomandazioncine, dopo ci sono i burocrati che le realizzano e non sai cosa realizzano perché scrivono le carte e le mettono nei cassetti. Allora, tu non hai le leggi precise per la libera circolazione dei pazienti, ed è un altro problema di chi paga, e non hai le leggi precise per la libera circolazione dei medici, che dal 2004 dovrebbe essere attiva. E chi viene? Allora ragazzi, stiamo facendo il gioco, non so che gioco stiamo facendo. Io credo che ci stiano consegnando all'asse franco-tedesco. Luciano, tu so che avevi una bella canzone da farci ascoltare, non la conosco io, quindi è una sorpresa anche per me. Allora, c'è una dedica? Allora, io la dedico, questa canzone la dedico molto volentieri al nostro, come si dice, futuro incaricato presidente. A Matteo Renzi. La dedico perché al premier in petto, lo vedo molto, è lì che è pronto con la lista della spesa, molto attivo, molto ottimista. Faremo di qui, faremo di là, batteremo il vento, sconvolgeremo il vento. Salvini simpaticamente gli ha detto allora a luglio camminerà sulle acque. No, bravo Salvini. Qualcuno a me ha detto una roba cattivissima, che la dico, ma non ci credo. Ma hanno detto, ma non ti preoccupare, lui è solo la leva del cambio di una macchina. La macchina la guidano altri. E ho detto, ma come una lega del cambio se non si fanno cambi? Che cosa cambi? Cosa cambi con quella leva lì? Per stare alla stessa velocità. Mantenimento, no? E allora hai bisogno di qualcuno. Però lui ci ha dato qualche speranza, agli inizi soprattutto, qualche speranza. Poi abbiamo visto che ha detto una cosa un giorno e ha detto un'altra il giorno dopo. Vuol dire che qualcuno gli ha fatto la telefonatina, magari di notte, anche interrompendo alcune. Hai capito? Allora io a lui, che è simpaticamente simpatico, dedico questa canzone, perché forse ha proprio bisogno di questa canzone per farsi coraggio, perché in questa canzone ci sono le fate. Ascoltiamolo, sono proprio curioso. Le fate. È un augurio. Simone, allora, ascolta, no, devi pagare. Insomma, fai la magia. Fai la magia, se lui riesce a fare questa magia. Quindi abbiamo un mago e un comico. Proporremo di cambiare l'inno di Mameli con questo qui, perché è evidentemente significativo. Allora, sta a sentire un'altra cosa importante. Perché ieri io sono stato ferito. Olimpiadi sono Olimpiadi, no? È il trionfo dell'onestà, della pulizia, eccetera. Bene. Ieri alle finali delle figure femminili, dove noi abbiamo la Costner, che è bravissima, la Carolina, che è bravissima, no? ha ballato molto bene, ha detto anche dei critici, io poi il pattinaggio l'ho fatto perché un po' mi intendo, se permettete, ha ballato molto bene e meritava il secondo posto. Poi è arrivata la russa, che improvvisamente dopo 2 cadute è stata premiata. Forse là in Russia è ribaltato, sai. Il senso estetico è, bisogna più cadi. Nel derivato marxista c'è il derivato marxista, non c'è problemi. E allora tu capisci che quella che ha seguito ha fatto
una cosa da sesto, settimo posto, non era una cagnetta, insomma, era una cosa da sesto, settimo posto, ha preso 7 punti in più di quelli che doveva, matematicamente contati, e l'hanno messa al primo posto, così fra i 7 punti e quelli della Costner ci potevano stare anche le altre 4 che venivano. Ma lei stava su. Ma tutto il mondo è paese, Luciano. No, poi quelle che sono arrivate, anche loro hanno fatto un po' di cadute. C'è stata una bravissima che doveva essere la medaglia d'oro, che è una coreana lì. Una pattinatrice coreana, bravissima, quindi vedere prima la coreana, seconda la Costner e poi a seguire, magari terza questa qui, così facciamo contento anche Putin, niente, non è successo. E allora io mi sono detto, queste sono ancora una volta quelle Olimpiadi false, dove abbiamo dei giudici sportivi che fanno quello che vogliono i grandi che dirigono la giostra. Ecco. Senti, abiti di Bodi di Bu, Mago Maghetto, Renzi e Renzi. Ancora che adesso alle 16 sarà al colle, salirà al colle con la lista della spesa, no? È lì pronto con i ministri. Cioè, sono tutti lì attaccati alle cadreghe, stanno cercando. Ma c'è la funicolare sul colle, perché se non c'è la funicolare non so mica come salire, sai, perché non usa la macchina, la bicicletta ci vogliono i muscoli. Coi va a piedi. Hai sentito che ha detto che tra l'altro il Premier Inspector ha detto che lui non ha bisogno della scorta. Sì, la scorta è la gente. E invece no, l'ha bisogno sia la scorta, perché deve difendere i cittadini da lui. Insomma, la scorta serve per loro, per i cittadini. Ma lui là non va a difendersi. Serve per la gente, per il popolo. Lui là non va a difendersi, lo può raccontare a noi. Lui va a capire come eseguire anche delle cose che non gli piacciono, perché purtroppo la reggenza, non solo ovviamente il Presidente della Repubblica, ma la reggenza è dei grandi poteri, e lui viene da un'esperienza. Auguri, dai. Senti, a proposito di stamina, diamo questa notizia di Marino Andolina, che è il vicepresidente di Stamina Foundation. 10.000 volte l'abbiamo detto. No, lo so, però c'è una roba che dà dei spunti di riflessione ancora più inquietanti, però. E dice così, io cito proprio testuali le sue parole, che il vicepresidente appunto di Stamina Foundation, che voi sapete è al centro di questa inchiesta da parte della procura anche di Brescia, ma non solo, dice che c'è il vicepresidente di Stamina Foundation, che si chiama Marino Andolina, rivela un giro di raccomandati ai quali per primi sarebbero state somministrate le terapie. C'era interesse, dice, di importanti personaggi ad averle per se stessi e per i familiari agli ospedali civili di Brescia, dove 3 anni fa, voi sapete, sono iniziate le infusioni. E un dirigente della regione Lombardia aveva una malattia neurologica e ha favorito l'ingresso del metodo in ospedale. I dirigenti locali avevano fratelli, cognati, mariti bisognosi, chi col Parkinson. Abbiamo deciso di curare prima i raccomandati, poi di far entrare gli altri bambini. E allora questo esprime la moralità di questi signori che hanno accettato le raccomandazioni. E ovviamente il resto è io non voglio parlare delle persone che sono coinvolte, ovviamente parlo in generale, e il resto delle raccomandazioni sono quelle cose che quando le accetti vuol dire che fai parte di quella banda di boiardi. Luciano, siamo in chiusura, però io prendiamo un'altra telefonata, poi faccio un'ultima riflessione, poi ci salutiamo. Prego, buongiorno. Buongiorno, dottor Bresciani. Buongiorno signora, come sta? Finalmente felice. Come? Qui c'è tutta la gente mezza lunga post. Perché io sono 20 anni che ho avuto Lega e ascolto solo la Radio Padania. Ma siete dei santi. Andate avanti così che Gesù ci aiuta, vincerete sempre. Bene. Questa la nostra grazie vita. Di questo augurio, ci voleva oggi. Grazie, che bella voce tonante. Ci voleva, e lei proprio con quella voce lì, sono sicuro che ci porta fortuna. Ci porta fortuna. Luciano, porta fortuna alla gente, perché è la gente qui che ha bisogno di avere risposte, capite? È ora di finirla, di prenderla in giro con 3 governucchi che hanno solo prolungato l'agonia e la terapia intensiva di quei poveri cristi che sono sotto la soglia di vita decente, sotto il profilo economico, sotto i 1.000 euro. Toglietegli le tasse, i responsabili. E nel frattempo a noi tolgono servizi e prestazioni, perché certo. Noi, Regione Lombardia come il Veneto, che hanno conti in ordine, ci dicono non dovete assumere i prepensionamenti, ve li tenete. Qualche boiardo in Regione ha pensato di nascondere, e qualche boiardo in Regione, mi piacerebbe chiedere,
questa qui ha deciso di nascondere il provvedimento deciso in giunta. La giunta che si è dimessa non ha dimesso le intenzioni, la prosecuzione di quel gesto lì è una prosecuzione di tipo tecnico, non c'entra né l'assessore né il presidente, nessuno. I tecnici hanno sicuramente imbustato anche quel provvedimento lì, oppure c'è stato una chiacchiera nelle solite sedi carbonare che sono note ormai per quello che la magistratura continua a contestare ad alcuni dei miei colleghi che mi fanno vergognare di aver partecipato a quella squadra. Siamo in chiusura. Alcuni colleghi mi fanno, lo ripeto, alcuni di quei colleghi mi fanno vergognare di aver partecipato in quell'orchestra, che poteva dare dei risultati molto più alti di quelli che ha dato, ma grazie a quei 4 pecoroni neri noi abbiamo anche chiesto di dimettersi dalla giunta. Perché tu non puoi entrare in giunta con la gente fuori che ti guarda e dice quello lì è un di quei. Non è vero. Noi siamo usciti incontaminati come sono uscito incontaminato dal tavolo operatorio, e provo chiunque a dire il contrario, anche coloro che mi hanno contrastato nel raggiungimento di alcuni obiettivi e che mi aspettavo che invece fossero coloro che potessero essere anche questa è la mentalità romana di quello che ti dice cosa fare a casa tua. Certo. Allora noi ci sentiamo settimana prossima, sempre con una mela al giorno, sempre venerdì, sempre con Simone Gerardini e Luciano Bresciani, e ci sarò senza frustate, e sempre con le mele del Tirolo, su Val di Non, dai. Salutiamo, è vero, dobbiamo portare una mela da tenere qua, così quando siamo in diretta streaming come adesso gliela facciamo vedere, ce la tagliamo. Ma dopo 15 giorni diventa come il Parlamento, marcisce. Va bene, ciao, la portiamo la mattina. Grazie, buon fine settimana a tutti.